Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo come prosegue il testo di Frabatto il Mago, scritto da Franz Bardon e pubblicato postumo. Siamo dunque al colloquio che Franz Bardon ha con Urgaia. Vediamo anzi Frabato chiaramente, il personaggio di questo libro ha con Urgaia, vediamo come prosegue. Onorabile maestro, cercò di obiettare Frabato, quando pubblicherò i misteri della magia, la mia vera identità non potrà più essere nascosta agli uomini. Molti di coloro che leggeranno i miei libri presto o tardi scopriranno che appartengo ad un altro livello di sviluppo. Essi vorranno che io dia prova della mia arte e verranno da me con i loro problemi materiali chiedendomi di sistemare le cose secondo i loro desideri. Sublime maestro, sei stato tu stesso, durante il nostro ultimo incontro, ad impormi il dovere di tenere la mia maturità spirituale segreta a qualsiasi costo. Come posso nascondere la mia identità se mi viene chiesto di rivelare i misteri segreti? Urgaia sembrò aver anticipato la domanda perché rispose con un sorriso delicato. Mio caro fratello, per quanto ne so tu hai gestito molto bene ogni essere che hai incontrato nel nostro universo per migliaia di anni, quindi sono convinto che la tua conoscenza di metodi e comportamenti appropriati sia sufficiente e non necessario di darti ulteriori consigli. Attraverso la pubblicazione del Cammino Magico la gente assumerà che sei un iniziato e tu non devi negare questo fatto ai tuoi lettori. Non devi considerare ciò come una rottura del silenzio, ma come parte della tua missione. La divina provvidenza ti invierà le persone che veramente dovrai aiutare. Troverai senza dubbio le parole giuste per i curiosi e i cercatori del sensazionale. Mostrerai a coloro che non hanno paura della conoscenza la giusta via per educare se stessi in modo da essere in grado di far fronte ad ogni situazione che è parte del loro destino. Non dovresti usare le tue abilità magiche per convincere la gente. Coloro che hanno bisogno di essere convinti per poter credere non sono ancora sufficientemente maturi per il cammino magico. Questa gente non è capace di tenere le redini del loro destino in mano con le loro forze e quindi hanno ancora bisogno del fato come insegnante. D'altro canto ci sono anche coloro che seriamente si sforzano di arrivare alla verità ed essi verranno da te per avere consigli. Tu certamente non rifiuterai di aiutarli quando ti domanderanno di guidarli verso il loro sviluppo spirituale. Caro Frabato, anche se solo poche persone sulla Terra sono ora capaci di ottenere la maturità necessaria all'iniziazione grazie alla loro assiduità, la loro pazienza ed il duro lavoro, il tuo scopo sarà stato ugualmente raggiunto. Coloro che vogliono solo arricchire la loro conoscenza intellettuale attraverso i tuoi scritti e decideranno di accontentarsi solo con la teoria nella loro presente incarnazione, gli sarà data l'opportunità di iniziare il lavoro pratico durante la loro vita successiva. I tuoi scritti troveranno la loro strada nel mondo intero. A suo tempo i ricercatori del vero e della saggezza riusciranno a procurarseli. Tuttavia nessuno sarà capace di raccogliere i frutti della saggezza senza una seria ricerca. E la divina provvidenza farà in modo che chi è abbastanza maturo per capire il contenuto di questi scritti li riesca ad ottenere. Così le lamentele dei deceduti nella zona che circonda la terra cesseranno, poiché nessuno potrà più asserire che il cammino verso i mondi spirituali era sbarrato. Le impressionanti parole di Urgaia avevano chiarito la necessità della missione di Frabato ancora una volta. Sublime maestro, disse rivolgendosi a Urgaia, quello che hai appena detto mi ha convinto completamente e definitivamente ed io compierò il mio dovere lealmente. Possa la divina provvidenza proteggere i misteri poiché io sto solo eseguendo ciò che mi ha richiesto. Urgaia ringraziò Frabato, gli diede qualche altra istruzione riguardante la sua missione e poi lo congedò con una benedizione. Frabato salutò il capo della Fratellanza della Luce inchinandosi profondamente e poi scomparve dalla grotta. Dopo essere ritornato nel suo corpo fisico, dormire era l'ultima cosa che aveva in mente in quanto pensò a lungo su come realizzare la sua missione. Egli iniziò a dare luogo al suo mandato subito dopo. Pienamente confidente nella divina provvidenza, eseguì il suo compito al meglio delle sue conoscenze e capacità. Scritta in linguaggio semplice, la saggezza divina ha trovato la sua strada nel mondo, illuminando la via specialmente a coloro che con un grande desiderio di vera conoscenza hanno compreso che il cammino verso la perfezione spirituale gli è stato rivelato attraverso gli scritti di Frabato. Fine. Epilogo.
Ho ritratto la vita di un iniziato sotto forma di romanzo. Chi è in grado di leggere tra le righe riconoscerà in alcuni capitoli concetti validi, pratici e scientifici. Questo romanzo dimostra gli effetti del bene e del male. La cosa importante è: tutto in questa storia è vero. Tutti gli eventi raccontati in questa sede servono ad istruire il lettore in modo piacevole che egli non dovrebbe pensare ad un mago nero come a qualcuno che sia poco amichevole, o che non abbia buoni pensieri o che attenti alla sua reputazione. Gli svantaggi del destino non possono essere sempre attribuiti alla magia nera. A beneficio di informazione bisogna dire che un vero mago nero è interessato solo a coloro che sono spiritualmente altamente evoluti e che hanno ottenuto un certo livello di sviluppo esoterico. I maghi neri rivolgono la loro attenzione solo a questi individui e cercano di influenzarli in ogni modo. Il mago nero non è mai concentrato sulle sciocchezze, per esempio rendere una mucca incapace di produrre il latte. Solo coloro che hanno poca o nessuna conoscenza nel campo degli studi esoterici si divertono con tali superstizioni. Allo stesso modo questo libro non vuole essere una pubblicità per associazioni o logge che, attraverso nomi esotici ed astratti, cercano di ottenere affiliati ignoranti che di conseguenza divengono vittime di oppressioni costanti. Qui mi sono trattenuto dal nominare qualsiasi loggia che non insegna le vere scienze. I Fratelli della Luce di cui ho scritto in questo libro non sono un'organizzazione mondiale e non hanno una residenza sulla Terra. Essi costituiscono un'associazione di anime mature che si incontrano solo in zone superterrestri. Chiunque abbia padroneggiato la pratica delle prime 3 pagine del libro della saggezza può entrare in questa fratellanza. Chiunque abbia raggiunto questo livello attirerà l'attenzione dei Fratelli della Luce su di sé senza sforzo. Auguro sinceramente tutto il meglio a coloro che sono interessati e possiedono i miei libri. Firmato Franz Bardon. Bene, cari amici, questo è l'augurio di Franz Bardon, è così che si conclude questo testo. Abbiamo dunque finito con la lettura di Fra Batto il Mago e ci ritroveremo sicuramente con un altro libro, sempre dell'ambito esoterico, e con il quale appunto impareremo e apprenderemo altre cose sempre attraverso lo stratagemma del romanzo. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui e buon proseguimento. A presto dalla vostra Hildegarda.